Ciao ragazzi! Oggi siamo in Alta Valbadia per salire sul Piz d'Uleda, la seconda cima più alta del gruppo del Puez. Includeremo questa salita nell'ambito di una traversata dell'intero gruppo, che percorreremo in giornata compiendo un giro d'anello molto ampio. Passeremo per scenari surreali, vallate ancora molto selvagge e panorami pazzeschi, vagando inizialmente tra nubi densissime, per raggiungere luoghi di rara bellezza. Il nostro punto di partenza e arrivo è il Passo Gardena. Lasciata la macchina in uno dei parcheggi nelle vicinanze, mi avvio, oggi solitario, in direzione di Forcella Cir, in un'alba che non appare proprio promettente. Arrivato al primo scollinamento, mi trovo davanti ad una specie di varco di pietra. Lo attraverso e giungo in una piccola conca con molti massi, alcuni dei quali mi sembrano avere quasi forme di animali. Lasciatemi alle spalle anche le suggestioni fantasy, proseguo verso Forcella Cir. E mentre le nubi tentano di approntare una specie di spettro di Broken, risalgo l'ulteriore breve pendio e mi ritrovo davanti ad una staccionata di legno che sembra dare verso il nulla, o quantomeno un nulla visibile. Ecco, questa è la discesa. Va bene. Oh. Dopo una discesa su fondo ripido, scivoloso e con visibilità di pochi metri, proseguo costeggiando il pendio. Questa è la salita alla seconda Forcella. Varco quindi una seconda staccionata e finalmente comincio a vedere un grande altopiano con un sentiero che lo taglia. Le nubi cominciano a rarefarsi e alcuni dettagli appaiono ora più nitidi. Ma è questione solo di pochi istanti e vedo il mio sentiero proseguire nuovamente tra le nubi. Rimango per un po' ad osservarle muoversi, con il loro fascino quasi ipnotico, fino a che, ad un certo punto, riconosco in controluce il Sassonger, sul quale siamo saliti alcuni giorni prima. Proseguo fino a giungere a questa rampa. Riprendo tutto perché vedendo i raggi del sole in sommità immagino che le nubi si stiano aprendo e che vedrò finalmente dove sono. Ma è un'altra illusione. Sole e Sassonger mi risalutano rapidamente e continuando a respirare acqua mi reimmergo tra le nubi.
La nube non dà tregua, ma fortunatamente si cominciano dopo 2 ore e mezza a vedere le prime persone che percorrono l'alta via numero 2. Niente, 2 ore e mezza così. Le nubi si fanno ulteriormente più dense e comincia anche a tirare una brezza gelida. Scorgo finalmente il vecchio rifugio Puez. Quello nuovo sarà alcuni metri più avanti. Con questo guadino e in una nebbia sempre splendida cominciamo l'ascensione al Piz d'Uleda. Comincio ad abituarmi a queste nubi e ai loro scenari surreali, ma sono più di 3 ore che cammino e non sono ancora riuscito a scorgere la cima sulla quale vorrei salire. Intanto il tempo è ottimale per la salita al Piz d'Uleda. Che sia quello? Si sale ancora. Fortunatamente ci sono 2 persone in forcella. E poi su. Ecco finalmente la cima. Forcella e il vallone infinito risalito. Dopo 4 ore e 3/4 di salita, 14 km, 1200 metri di slivello, sono in cima a Piz d'Uleda. Un po' di sole, anzi abbastanza sole, il panorama è stupendo. E 2 settembre 2022. L'idea di questo itinerario è nata da 3 desideri che avevo. Quello di poter compiere in giornata una quanto più ampia e rappresentativa traversata del gruppo del Puez all'interno del parco naturale Puez-Odle, che dal 2009 è patrimonio mondiale dell'UNESCO, quello di poter salire una delle più alte ma anche meno frequentate cime di questo gruppo e quello di poter raggiungere un punto di vista che mi avevano detto essere impressionante per osservare le frastagliate creste della dorsale principale del Puez, con i suoi versanti a nord rocciosi e verticali.
faccio una breve tappa al rifugio Puez. Riparto e quando arrivo a questo punto, per la prima volta riesco a realizzare l'intero percorso fatto. Da qui in poi le batterie quasi completamente scariche non mi permetteranno di filmare il rientro, ma cercherò di raccontarvelo comunque con le poche immagini scattate. Varcherò Forcella dei Ciampei, attraverserò l'omonimo piano e costeggerò in quota i pendii a sud-ovest del Sassonger per raggiungere il rifugio Col Pradat. Da lì scenderò nel bosco fino all'abitato di Colfosco, che attraverserò interamente, e percorrerò quindi lo splendido sentiero naturalistico che risale l'intera vallata fino al passo Gardena, per ritornare al parcheggio dove ho lasciato la macchina. Ragazzi, speriamo che questa traversata del Puez vi sia piaciuta. Se sì, magari metteteci un mi piace e iscrivetevi al nostro canale se non lo siete già. Noi vi diamo ora appuntamento al nostro prossimo video insieme a noi. Ciao, buona montagna!